Oggi qui per Saddies Sardegna si proietta Capo e Croce. Che importanza ha Saddies Sardegna e come il cinema può contribuire a raccontare questa giornata così importante per i sardi? Beh, intanto è importante Saddies de Sardegna perché è un giorno nazionale per la Sardegna e quindi tutte le arti, tutti gli operatori culturali devono contribuire alla memoria. Contribuire alla memoria significa poi riportare nell'attualità quelli che erano i valori de Saddies de Sardegna, cioè i valori di democrazia, di crescita civile, di giustizia, di uguaglianza che erano stati i valori dei nostri padri e che devono essere i valori su cui noi possiamo costruire il nostro futuro. Le arti come il cinema possono dare un contributo perché qualunque film valorizza i beni culturali della Sardegna, i beni economici, i beni sociali della Sardegna dà un contributo a Saddies de Sardegna perché il nostro futuro è soltanto nell'autodeterminazione. Capo e Croce è il film che è stato scelto un po' per creare un fil rouge in tutte le sedi in cui si sono svolte le manifestazioni. Due parole su questo film. Capocroce è un film importante perché prima di tutto pone all'attenzione il tema dei pastori sardi, cioè le problematiche legate all'economia nostra, un'economia basata sulla valorizzazione dei nostri prodotti, della nostra terra e dei nostri beni economici. Quindi è un film importante perché lo pone all'attenzione, ma è un film importante anche per altre ragioni, perché nel film di Marco Pani e Paolo Carboni si parla anche di democrazia, di come si affrontano da un punto di vista politico e culturale questo tipo di problemi. È un film anche sul respiro della nostra identità, perché la nostra identità deve costruirsi su quello che noi siamo e che siamo stati e quindi è un film molto importante, bisogna promuoverlo, bisogna farlo conoscere come peraltro anche altri film prodotti in Sardegna, tutti i film che mettono all'attenzione la nostra storia e i nostri valori vanno messi nella cornice dei film che sponsorizzano e promuovono Saddies de Sardegna.